L'obiettivo è quello di riuscire a vaccinare fino a 3.500 persone al giorno. Il padiglione 6 della Fiera di Padova diventerà uno dei punti vaccinali più grandi della regione, se non addirittura d'Italia. Ecco come gli spazi vengono attrezzati. Si lavora senza sosta per essere pronti a partire non appena le dosi di vaccino per la popolazione arriveranno. Tecnici dell'USL Eugania del comune di Padova hanno predisposto 2 percorsi in entrata e in uscita agevoli e il più possibile veloci. Dal parcheggio al punto di iniezione della dose il cittadino verrà accolto e dovrà presentare i suoi documenti sanitari e di identità, poi si recheranno nei vari ambulatori per l'anamnesi e poi per la vaccinazione. Ci sarà anche un'area per il monitoraggio post somministrazione dove si dovrà sostare per una quindicina di minuti per monitorare eventuali effetti indesiderati. Ci sarà anche un'area per medici ed infermieri vaccinatori che riusciranno a ristorarsi durante le lunghe ore di lavoro. Entro fine settimana gli spazi verranno consegnati all'autorità sanitaria.